Continuano le forti prese di posizione e di protesta dell'ANCE Sicilia, l'associazione regionale che raggruppa i costruttori edili siciliani. Ci sono i soldi, ma la regione continua a non pagare le imprese edili. Qualcuno vada a controllare cosa succede in quegli uffici. Nonostante il fatto che da domenica scorsa siano disponibili oltre 3 miliardi di euro nella cassa regionale, frutto del faticoso riaccertamento dei residui, la regione siciliana continua a non pagare le imprese edili. A oggi infatti ad ANCE Sicilia risulta che solo il Dipartimento Infrastrutture, come già annunciato dall'assessore Marco Falcone, abbia messo i mandati di pagamento, mentre in tutti gli altri campi sembra non muoversi nulla. A quanto si apprende per l'ANCE Sicilia si attenderebbe la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sui riaccertamenti, nonostante sia pubblicato sul sito istituzionale della regione siciliana dalla mattina dello scorso 3 agosto. Se le cose stanno così, è un problema che al Dipartimento Infrastrutture non si sono posti e che rimarca la persistenza di una burocrazia lenta di vecchio stampo, oramai non più al passo con i tempi. Questa mattina non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dunque quanto tempo occorrerà ancora a questi uffici per predisporre ed emettere i mandati di pagamento adesso che scattano le ferie? Cosa manca affinché chi ne ha l'autorità vada in questi uffici a verificare chi fa cosa e per quale motivo le pratiche ancora continuano a stare fermi dopo 8 mesi? L'ANCE Sicilia auspica che ciò avvenga prima che le imprese sopravvissute al Covid muoiano di burocrazia. In Sicilia ci sono 2 mondi, commenta l'ANCE Sicilia. Quello reale, fatto di lavoro rispetto alle regole del prossimo, ma anche di disagio che nel tempo diventa disperazione e sofferenza. E un altro mondo, quello della regione, che gira al contrario e nel quale tutto va bene così, al punto che il grido di dolore delle imprese strozzate dai debiti neanche arriva a sfiorare le orecchie di chi ci vive. ANCE Sicilia continuerà a tallonare senza tregua questi beati signori fino a quando non faranno ciò per cui sono stati pagati.